Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di lavoro e formazione, un tema che abbiamo già toccato in passato ma che necessita di essere attenzionato, soprattutto in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo con la pandemia in corso. Evidentemente il 2020 è stato l'anno simbolo della crisi sanitaria ma anche economica, una situazione che in certi casi si sta protraendo anche in queste settimane, stando infatti a una ricerca molto recente dell'Istat. Nel 2020 sono stati persi 444.000 posti di lavoro, di cui 101.000 solamente nel periodo di dicembre 2020. Eppure questa fotografia, sicuramente preoccupante, non vale per tutti i settori. Alcuni comparti infatti hanno addirittura incrementato le assunzioni nei mesi scorsi, andando in controtendenza rispetto al trend nazionale. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento con Katiuscia Bertelle, area manager del Veneto del gruppo Orienta. Buongiorno Katiuscia. Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti. Allora, come accennavo in apertura, la situazione del mondo lavorativo non è delle più rosee, soprattutto in certi settori, eppure in altri c'è stato addirittura un incremento di assunzione. Ecco, ce lo confermi? Sì, è vero che il 2020 è stato un anno particolarmente difficile, ma ci sono stati alcuni settori, tra cui quello farmaceutico, l'alimentare, la logistica, tutte le aziende che hanno fatto uso dell'e-commerce, che hanno davvero incrementato e in alcuni casi anche raddoppiato il numero delle assunzioni. Per cui sì, confermo questa tendenza che, diciamo, per le aziende che magari si sono trovate in difficoltà, ce ne sono state tante che hanno tratto anche un beneficio da questo, chiamiamolo lockdown e difficile crisi sanitaria e economica. Ecco, in questi mesi anche la formazione ha assunto un ruolo fondamentale. Tanti hanno approfittato del lockdown per seguire corsi di aggiornamento, fare formazione specifica. Ecco, voi avete organizzato qualche momento formativo nei mesi scorsi? Sì, abbiamo organizzato, diciamo che abbiamo messo su piattaforma e-learning tutto quello che riguarda la formazione sulla sicurezza, che così ogni lavoratore poteva essere, diciamo, entrare nelle aziende con l'attestato, che oggi è un requisito fondamentale. Abbiamo messo in piedi diversi corsi di formazione, tra l'altro diciamo che il primo lockdown è stata una forte spinta verso la digitalizzazione, perché prima la maggior parte dei corsi era in modalità frontale, quindi in aula. Oggi quasi il 90% dei corsi è in modalità digitale, per cui chiunque li può raggiungere e vi può partecipare. Nello specifico abbiamo fatto diversi corsi anche con, diciamo, la Regione Veneto, perché abbiamo partecipato ai progetti di Garanzia Giovani e Work Experience per under 30 e over 30. Abbiamo fatto un progetto per il digital marketing dei giovani, un progetto per gli over 30 legato alla detta ricevimento nelle strutture ricettive, perché speriamo che questo settore tanto caro al Veneto, quello del turismo, riparta il prima possibile. Abbiamo creato con aziende che avevano difficoltà a trovare determinati profili dei progetti ad hoc proprio per loro, sempre rivolti ai giovani, e in più devo dire che durante questi mesi di pandemia, dove il digitale ha visto un po' un'impennata, abbiamo creato tantissimi webinar proprio divisi per area, per andare ad aiutare le persone anche a distanza nella redazione del curriculum, nella preparazione per un colloquio di lavoro, proprio anche per indicare quelli che possono essere i social per cercare e trovare lavoro oggi. Tra l'altro, Giorgia, vorrei condividere con lei questa cosa che è successa proprio ieri, perché abbiamo assunto un signore over 50 e non poteva venire in ufficio per vari motivi legati ancora magari all'emergenza Covid, e per firmare appunto il contratto, e gli abbiamo detto: guardi, se è in difficoltà le diamo supporto, e lui ci ha risposto: no, mi sono formato in questi mesi, sono in grado di fare tutto da solo. E questa cosa è un po' la testimonianza che il digitale e la formazione durante i mesi di pandemia hanno proprio avuto un'evoluzione, hanno raggiunto un pochino tutti. Assolutamente sì, insomma, sono stati dei momenti complicati in cui però effettivamente la digitalizzazione ha veramente avuto una forte spinta anche nelle fasce di popolazione non più così giovani, ecco, mettiamola su questo lato. E ecco, una domanda forse fondamentale in questo momento è questa: quali sono le mansioni più richieste? Perché c'è la crisi, però c'è anche tanta domanda. E allora, chi è che, insomma, quali sono le figure che si cercano maggiormente?
Allora, guardi, in ambito, parliamo metalmeccanico, sono sempre quelle più tecniche e specializzate, si va dai tornitori, CNC, fresatori, manutentori, quindi tutte quelle dell'area proprio, chiamiamola meccanica. Oltre a queste si stanno aggiungendo tutte le nuove professioni, quelle legate al digitale, al settore informatico, quindi tutta l'area dell'IT, l'area dello sviluppo dell'e-commerce, il marketing, piuttosto che tutte quelle attività impiegatizie legate magari alla logistica, al supply chain, ai disponenti traffico, che devono conoscere almeno 2-3 lingue, perché adesso in un'economia globale diventa proprio fondamentale conoscere le lingue. Certo. Ecco, un'ultima domanda, diciamo un po' più di opinione, forse. Ecco, come vede il futuro, del mondo lavorativo veneto, in generale, insomma? Pensa che si riuscirà a rialzare bene magari nel corso di quest'anno? Ma guardi, io sono ottimista proprio di mio, per cui credo proprio di sì. Il Veneto, tra l'altro, è una regione molto forte, per cui troverà la forza di rialzarsi. Sicuramente ci sono alcuni settori che più di altri, parlo proprio di quello del turismo, no? Prendiamo la nostra Verona piuttosto che Venezia, ne hanno risentito davvero tantissimo, per cui mi auguro che il 2021 sia proprio l'anno del rilancio per questo settore che ne ha davvero bisogno. E quindi sì, sono convinta che piano piano ci rialzeremo e troveremo un futuro luminoso. Non sarà facile, ma lo troveremo. Ecco, ci uniamo anche noi ovviamente a questo auspicio, a questa speranza. Nel frattempo, insomma, speriamo di uscire anche il prima possibile da questa crisi sanitaria. Nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Katiuscia Bertelle, grazie per essere stata con noi questa mattina. E voi? Benissimo, allora anche noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra poco alle 8:15 con la nostra seconda intervista per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.